Buonasera a tutti. Tanto ho navigato notte e giorno sulla barca del tuo amore, che o riuscirò infine ad amarti o morirò negato. Giardiniere, apri la porta del giardino. Io non sono un rado di fiori. Io stesso mi sono fatto rosa. Non vado in cerca di un fiore qualsiasi. Zaher era una ragazzola zara, forse aveva meno di 18 anni, era nato in Afghanistan, paese come sappiamo devastato dalla guerra da anni. Era fuggito dai talebani all'età di 8 anni, era fuggito in Iran e lì aveva lavorato nella bottega di artigiani, fabbri e falegnami. Non aveva documenti, nessun diritto e stava lontano dalla famiglia. Ricordava a memoria i versi di poesia che la mamma recitava, che gli trascriveva su un taccuino come poteva. Senza i documenti non poteva andare a scuola, ma lì in Iran una donna insegnava a leggere e a scrivere a tutti i bambini del quartiere. Zaher sapeva che comunque una volta maggiorenne non aveva avuto un contratto di lavoro, una casa, perché era uno dei tanti clandestini del mondo. E allora tenta il viaggio verso l'Occidente, verso l'Europa, attraversa le montagne, arriva in Turchia, si ferma lì un po' di tempo, poi con una barca, forse con un gommone, arriva in Grecia. Al porto di Patrasso riesce in qualche modo a imbarcarsi in un traghetto con destinazione Venezia, la nostra meravigliosa città. Per non farsi vedere e uscire dal porto si aggrappa sotto un camion, esce dalla zona portuale e dopo qualche chilometro, a poche centinaia di metri da qui, a Campalto, scende la presa e finisce travolto. Aveva con sé una piccola borsa. Gli agenti della polizia vi ritroveranno 4 piccoli animaletti di plastica e un taccuino in cui Zaher scriveva. Era il 10 dicembre di 10 anni fa. Zaher, nei versi che ho letto all'inizio, chiedeva al giardiniere, nella sua creazione poetica, di aprire la porta perché lui non era un ladro. Mai come in questo periodo, in queste ore, c'è chi invece grida, e non solo di chiudere la porta, ma di alzare muri e reti. Succede in Europa, in altri paesi del mondo, nel nostro paese, succedono fatti come quelli di Macerata. Quanti Zaher ci sono nel mondo? Quanto bisogno c'è di costruire una comunità? Quanto bisogno c'è di politiche di pace e di cooperazione? Quanto bisogno c'è di ridurre il mercato delle armi e le spese militari? Quanto bisogno c'è di fermare la tratta degli esseri umani? Quanto bisogno c'è di un nuovo pensiero nel mondo? Quanto bisogno c'è della sinistra? È anche per questo che c'è Liberi e Uguali, un progetto politico, culturale e civico che non vuole cedere agli opportunismi, alla destra, agli gusti fascisti e razzisti. Siamo allibiti, allarmati da amici e perché no, compagni che per paura di perdere qualche voto scelgono il silenzio e cedono il passo a chi riduce tutto il problema degli immigrati. O ancora subisce le scelte di chi alla fine pensa che l'importante sia non vedere, che in questo si chiami l'ex base militare di Gonnetta o la caserma Bagnoli o i campi lager in Africa. Amici, compagni, possiamo avere tante idee diverse su tante questioni, ma su questo no, mai più fascismi, è quello che dobbiamo affermare, è la posizione dell'ANPI, la petizione dell'ANPI che vi invito a firmare e a far firmare. Ecco, in questa campagna elettorale siamo chiamati anche a riorientare le nostre comunità, indicare una prospettiva, una speranza, perché cambiare questo mondo è possibile. Da tempo si stanno alimentando paure, rabbia, crescono preoccupazioni, in un paese che al di là della retorica della ripresa è fragile, è impoverito. Insufficienti sono le politiche sociali ed economiche in grado di ridurre povertà e precarietà. Oggi questa è la parola più usata nel mondo del lavoro, insieme a quella di sfruttamento per quelli che un lavoro ce l'hanno. Abbiamo avuto un governo capace di imporre innumerevoli voti di fiducia, non da ultimo sulla legge elettorale, vietando al Parlamento di poter confrontarsi e discutere, e poi invece sullo ius soli si è fermato, presentandosi con un po' di ipocrisia all'ultimo giorno. È un paese curioso il nostro, quello in cui si prescrive che i figli di immigrati nati e cresciuti in Italia studino a scuola la nostra Costituzione
per poi negare a questi stessi il diritto di esercitare pienamente la cittadinanza come la Costituzione prevede. A Venezia città sarebbero 6.000 nuovi italiani e 16.000 in tutta la nostra città metropolitana. Per questo penso che bisogna da subito, nel prossimo Parlamento, riproporre la legge per il riconoscimento della cittadinanza, accompagnandola con un grande sforzo di mobilitazione popolare, altrimenti si fermerà un'altra volta. La sinistra, la nostra sinistra civica e progressista, non può essere quella che arrotonda gli spigoli delle politiche di destra, deve riguadagnare la sua vocazione a cambiare in meglio le funzioni di vita delle persone, a partire dal lavoro, dall'istruzione, alla garanzia per tutti di potersi curare. E poi, oggi siamo qui a Venezia, a Mestre, città costruita e cresciuta nei secoli sostanzialmente attraverso il dialogo e il rapporto con gli altri. Una città in cui hanno trovato posto diverse religioni, nazionalità, popoli. È ancora forte il messaggio unitario che è stato affermato solo 2 anni fa contro ogni forma di terrorismo, di negazione violenta. Di fronte a quanto era accaduto a Parigi, in cui tra i tanti aveva perso la vita anche una nostra concittadina. Facciamo emergere le capacità delle nostre città di essere non solo luoghi di amministrazione, ma luoghi capaci di creare relazioni e costruire ponti. Costruiamo le condivisioni, perché le città mondo, Venezia, Roma, Parigi, Londra, Madrid, Berlino e tante altre ancora, aiutino il dialogo tra i popoli. Viviamo quindi speranza nel nostro paese e questo passa anche attraverso i temi della dignità della persona, del valore della risorsa umana. Oggi il punto critico della congiuntura economica non è solo la debolezza della ripresa, ma il fatto che essa non è per tutti e privilegia alcuni a danno di altri. Anche chi si collocava nella fascia mediana della piramide sociale è stato gradualmente spinto verso il basso. Oggi in Italia esiste un problema di marginalità sociale. Il titolo del comunicato di una prossima conferenza stampa di un'associazione di consumatori che mi è arrivato oggi è questo: redditi e consumi 2013-2018, impoverimento delle famiglie e aumento delle disparità. Questa è la dura realtà. Tante, troppe sono le crisi aziendali e non solo quelle più note, che interessano anche la nostra regione e la nostra città. C'è un problema di inserimento lavorativo, di riqualificazione professionale, di disparità salariale e lavorativa delle donne, di continuità degli studi nelle scuole e nelle università. La nostra realtà veneziana, della città metropolitana, non fa caso di questo e per questo c'è bisogno di politiche industriali, di politiche ambientali, di un grande piano verde per una nuova economia e un nuovo lavoro. Abbiamo proposte, idee, passione civica e politica. In queste settimane nei nostri quartieri, nelle nostre città, incontriamo persone, discutiamo, ci confrontiamo ai banchetti, agli incontri organizzati dai nostri meravigliosi volontari, che ringraziamo per la generosità e la militanza. Sì, anche la militanza, la passione, la convinzione di aver fatto la scelta giusta, di essere la parte giusta per costruire un progetto politico non di proprietà di qualcuno, ma di donne e uomini di vivere uguali. Compagne, da qui al 5 marzo stiamo insieme, diamoci una mano. Buon lavoro a tutti e viva il vivere uguali.